Le locali dell'FC Volley Cittadella, in maglia blu, allenate da Cristian Magro e Adam Giraldo, giocano con Serena Scopel alzatrice, il capitano Cinzia Zaninello opposto, Giorgia Favaro e Giuditta Comis schiacciatrici, Erika Montemezzo e Paola Chimetto centrali, Marta Donà libero. Le ospiti del Fratte, in divisa giallonera, guidate da Antonio Civiero e Silvia Silvestri, schierano l'alzatrice Sara Gazzola, l'opposto Barbara Sottana, Arianna Micheletto ed Elena Rulli schiacciatrici, Stefania Paccagnella e il capitano Loredana Marcato centrali, Roberta Curto libero. Fratte subito avanti di 2 lunghezze, ma l'FC resta in scia coi punti delle centrali Montemezzo e Chimetto, sommati a qualche errore delle ospiti, che però allungano con decisione sul 12-7, passando più volte da posto 4 con Rulli e Sottana. Sul muro siamo in anticipo sul muro, continuiamo a portarcelo dietro, ok? Quindi non saliamo su, stiamo dritte, ma aspettiamo un attimo e poi non passiamo per avanti e potrete di là, ok? Ricezione e attacco dell'FC soffrono le battute e il muro del Fratte, che vola sul 18-7, spinto dai primi tempi devastanti della Paccagnella. Il potente servizio della Favaro riaccende le speranze delle locali, che siglano un parziale di 5-0, ma l'attacco fuori della Zaninello e l'ace della Sottana stroncano la rimonta. Poi il muro vincente della Marcato chiude il primo set sul 25-14 per il Fratte. Le atlete di Cristian Magro rientrano in campo vogliose di riscatto e fin dai primi scambi della ripresa migliorano in ricezione, a muro e in attacco, dove oltre alla Favaro cresce sensibilmente il rendimento della banda Comis, che buca la difesa avversaria alternando conclusioni di potenza e di tocco. L'FC produce un gioco efficace e piacevole staccando le ospiti sul 10-6. Già privo di Beatrice Cristofanon e Sofia Fantinato, il Fratte deve rinunciare anche alla Marcato, uscita per un risentimento al ginocchio e sostituita dalla talentuosa Anastasia Guerra. Le giallonere non brillano, restando in partita grazie ai micidiali attacchi di Stefania Paccagnella, atleta di altissima qualità ed esperienza con una lunga militanza in Serie A. Dopo la seconda pausa tecnica, le ragazze di coach Civiero riducono il gap sul 16-14, sfruttando un passaggio a vuoto in ricezione dell'FC, ma Comis e Favaro imperversano in banda, riportando le locali a più 5 sul 21-16. Qui l'FC si blocca, la ricezione ricomincia a balbettare, le bande incappano in una sequenza di 3 errori che rilanciano il Fratte sul 21 pari. Il pallonetto vincente della Favaro spinge le locali sul 23-21. Ma è l'ultima cosa che riesce all'FC. La Favaro viene murata, quindi mette in rete un attacco, 23 pari. L'ottimo primo tempo e il muro vincente della fortissima Paccagnella danno la seconda frazione alle giallonere. Sa di avere la vittoria in pugno e tiene alti concentrazione e ritmo, accumulando un buon margine sul 6-2 coi punti di Paccagnella e Micheletto. Per contro, l'FC continua a sbagliare in ricezione, faticando a sviluppare azioni al centro. Le ragazze in blu cadono sotto i colpi martellanti di Paccagnella e Micheletto, poco appariscente ma regolare anche in seconda linea, efficace al servizio. Il Fratte scappa via sul 14-4. Molto positiva la regia dell'esperta Sara Gazzola, buono il rendimento delle bande, brillante la prova della giovanissima centrale Anastasia Guerra, che pur non in perfette condizioni fisiche non fa sentire la mancanza della Marcato. Ma su tutte spicca l'eccellente prestazione di Stefania Paccagnella, la migliore in campo. Coach Magro rimescola le carte inserendo l'alzatrice Sara Fior per la Scopel, quindi la banda Giulia Gasparin al posto della coetanea Favaro. Le ospiti controllano agevolmente fin sul 22-10, quando l'efficace servizio in jump float della neoentrata Fior e i punti di Montemezzo e Zaninello rianimano l'FC, che riduce il passivo sul 22-16. Ma la reazione è troppo tardiva e la battuta fuori della Fior, seguita dal muro vincente della Rulli, mandano le giallonere sul 24-16. Poi l'ultima fast spettacolare di Stefi Paccagnella suggella il successo del Fratte. Per me è la prima esperienza in Serie B, è una squadra che è giovane, che è ancora in crescita e crescerà secondo me nei vari settori. Per quanto riguarda poi il campionato, secondo me ogni partita sarà una gara a sé e noi faremo un passo alla volta e vediamo in che modo andrà a finire.
Innanzitutto volevo dire che comunque siamo ancora sotto la fase di preparazione, abbiamo appena finita, per cui siamo ancora pesanti, dobbiamo ancora migliorare in questo, e il nostro punto di forza io penso sia comunque il gruppo, come è stato l'anno scorso e come è ingranato quest'anno. C'è molto da migliorare perché c'è sempre tanto da migliorare, però sono contentissima della vittoria. Non mi aspettavo una partita così e quindi sono molto felice e la dedichiamo al presidente che questa sera non è potuto essere con noi. Siamo partiti benissimo il primo set e credo che abbiamo messo in mostra un buon gioco. Il secondo set loro sono ritornati prepotentemente in partita, siamo stati bravi a restare là punto a punto. Nel finale insomma sì, è stato determinante perché probabilmente sull'1-1 sarebbe venuta fuori un'altra partita molto più tirata. Poi nel terzo tutto sommato insomma, non c'è stata grande storia, loro hanno un po' mollato, noi abbiamo mollato qualcosina alla fine. Credo che vedendo un po' quelle che sono le rose delle squadre, ci sono 3 formazioni, soprattutto Vispa, che secondo me è uno scalino sopra tutti, e subito dopo Murialdina e Rovereto. Sono 3 squadre che per budget, per investimenti, per rosa sono fuori portata. E poi le altre siamo tutte più o meno sullo stesso piano. Da quest'anno mi aspetto di migliorare nei fondamentali, soprattutto la ricezione. Io arrivo da una prima divisione, quindi faccio un salto di 3 categorie e mi aspetto insomma di migliorare e di fare bene con questa squadra. Ci stiamo impegnando sia in palestra che magari anche negli allenamenti, e la partita di stasera non è stata proprio un bel esempio, però il secondo set secondo me è stato abbastanza combattuto. Abbiamo perso un attimo la testa, ma è l'inizio, quindi un po' di emozione da inizio, ma sicuramente secondo me riusciremo a fare qualcosina di più durante tutto il campionato. La squadra può sicuramente far bene, abbiamo delle buone potenzialità. Se riusciamo a giocare di squadra, a lavorare con una squadra intera e sfruttando le potenzialità di tutte, sicuramente faremo un buon campionato. C'è un percorso da fare e lavoreremo per questo.